Tira, 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 tira. Forza. Oh. Oh. Ah. Bella cazzo. Resta connesso, tieniti forte. Vamos, lo 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 lo. Lollo Mazzini. So we have great time. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel mio format preferito, Sposto Ghisa con. Oggi Sposto Ghisa con Andrea Mammoli. Ciao ragazzi. Un nome da niente, insomma. Ciao Andrea, tutto Ciao. bene? Tutto bene, grazie. Abbiamo appena finito di fare la nostra chiacchierata muscolosa e il rituale vuole che adesso solleviamo un bel po' di ghisa insieme. Push day, un push day che poi alla fine diventa un allenamento forse solo di spalle, vero? Sì, sicuramente focus spalle, poi vediamo se, come diceva lui prima, ho un po' il tendine infiammato del pettorale da qualche giorno, da una settimana, quindi provo, se vedo che non mi dà problemi, facciamo giusto 2 esercizi per il petto, che di solito ci metto sempre comunque nel push, anche focus spalle, altrimenti se vedo che ho dolore andiamo solo di spalle e magari un po' di tricipiti dopo. Perfetto. È molto curioso perché lui mi diceva, mi raccontava prima mentre parlavamo che il volume lo tiene molto ridotto con intensità elevate, quindi sono curioso di vedere un po' come lavori, come mi Bene. fai lavorare. Possiamo Ok, primo proseguire. esercizio spalle, vero? Primo esercizio spalle, cominciamo con spalle, con delle spinte, con i manubri, panca circa 80 gradi. Abbiamo già fatto un paio di serie di riscaldamento, adesso ne faremo un'altra 1 o 2 di avvicinamento e poi partiamo con le serie allenanti. Vamos. La prima è un top set, come range rep siamo sulle 6-9 circa. Poi dopo la seconda serie allenante sarà un back off e ci teniamo tra le 10 e le 15. Perfetto. Sempre cercando di arrivare al cedimento tecnico. Tieni sempre top set e back off su tutti i distretti? Sì, a volte metto una terza serie o a volte lavoro su 2 serie range rep magari più alto e quindi evitando un top set, che ne so, Ok. ad esempio muscolo piccolo come può essere un tricipiti, per Sì. esempio, difficilmente vado su top set pesanti. Magari lavoro su 2-3 serie, ma ragiono comunque sempre per range rep. Sì, quindi minimo 8 ripetizioni le Sì, fai magari. Sì. sì, sì. Ok ragazzi, iniziamo a divertirci. Sta facendo rotolare vicino alla panca i 48. Due, uno, su. Ok. Bella cazzo. Intensità di carico, effort, e come mi diceva lui dà priorità a questi due parametri, quindi il volume comunque deve per forza rimanere basso, altrimenti è impossibile esprimere elevati gradi di intensità di carico in questo modo. Su. Due. Su, su, su. Su. Piano. Ho un range anche lì di recupero che va dal minuto e mezzo fino ai 4 minuti e mezzo. Però cerco di ascoltarmi. Uso come parametro 2 parentesi e devo stare all'interno di quelle 2 parentesi. La prima è che devo essere pienamente recuperato Ok? per poter dare di nuovo tutto nella prossima Ok. serie. E la seconda è di non raffreddarmi, Ok. di non far scendere troppo i battiti. Ha calato il carico, aumentano le ripetizioni. Se prima ero un rep range da 6-9, adesso arriviamo almeno a 10.
Vai, vai, vai. E proseguiamo con le alzate laterali. Facciamo 2 serie con i manubri e una serie alla macchina. Perfetto. Che sono 3 serie di alzate laterali. E con i manubri lavoriamo prima su una serie pesante, anche meno accademica, Ok. più sporca anche, però sempre controllando il peso, cioè non deve essere una mezza scrollata. Certo. Ok? Meno sicuramente targettizzata esclusivamente sul deltoide, ma deve essere pesante. Stiamo sulle 8-10 rep. Poi dopo abbassiamo un po' il carico e lavoriamo sempre su una sorta di back off. E poi facciamo un altro back off ma alla macchina con un rest pause. Per chi è abituato a volume immenso, Andrea si allena top 7 back off, ma si tratta di 2-3 serie al massimo, ok? Di cui magari una in più solo per l'avvicinamento al carico allenante. È molto interessante perché poche cartucce da sparare e in quelle cartucce ti devi mettere tutta l'intensità che hai a disposizione, altrimenti è un allenamento che viene buttato via. Questo secondo me ti focalizza sicuramente di più per esprimere intensità. Top, quasi. Allenarsi con un pro, prima di tutto emozionante. Potersi allenare tutti i giorni con un pro, sono sicuro che ti dà quella percentuale in più che poi a fine anno, insomma, si vede. Calato dai 26, quelli che erano prima, a 18, quindi un back off dalle 10 alle 15 circa. Molto più accademica di prima l'esecuzione, però sicuramente molto più intensa. Fino all'ultimo, avete visto ragazzi? Dai! Piccolo tip che mi ha detto prima, come vedete non stringe la presa, permette di escludere quelli che sono i muscoli dell'avambraccio, cioè i muscoli della presa, per lavorare meglio sicuramente sul deltoide, targetizzando lì lo stimolo. Le braccia le tengo praticamente quasi tese. Quasi tese le braccia. Avete visto come sfrutta
tutto il ROM proprio perché la macchina lo permette, al contrario dei manubri prima a carico libero. Qui la tensione è differente e ti permette di, anche in allungamento del deltoide, ricevere tensione. Streccia tutto. Ottimo. Ti è negativa di più. Streccia e su. Una. Stretch. Avevo già i deltoidi capottati dall'esercizio di prima. Questo però un bello stimolo. Quindi adesso ne facciamo una leggermente più leggera, tipo 2 buchi in meno rispetto a quella di prima. Ok. E dopo abbassiamo di 3 buchi e le facciamo in super slow. Super slow. Ok? Go, 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 go. Bella cazzo. All out. Da notare, ragazzi, quanto rimanga composto, sebbene rallentando così tanto, il tempo della ripetizione. Vamo. Fantastico. Grindatissimo.
Forza. Una. Te ne tolgo 2. Vai. Piano. Non perderla qua. Vai, allarga. Tira, 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 tira. Forza. Ok, giù piano, piano, piano. Forza. Bravo. Un bravo da lui. Vado a fare la doccia. Bravo, bravo. Palle terminate, come avete visto, un nuovo esercizio, ho sentito personalmente tanto, deltoidi a fuoco. Finiamo con tricipiti proprio perché mi dicevi, Pet, è meglio saltarlo per un leggero fastidio. Sì, abbiamo provato un attimo, ma non appena comincio a usare dei carichi allenanti, sento che già la prima, la seconda ripetizione comincia esponenzialmente ad aumentare il dolore, quindi ora che chiudo la serie mi peggioro sicuramente. Potete solo immaginarvi voi, ragazzi, a questi livelli qui, cosa vuol dire essere limitati dal fastidio, dal dolore in sala pesi. Mi sono allenato con tanti professionisti. Lui è uno dei pochi che tiene le serie d'avvicinamento e con me sfonda una porta aperta, perché sono assolutamente d'accordo che la serie d'avvicinamento non è un riscaldamento, cioè noi siamo già caldi. È proprio, confermami, connettere la testa Sì, a sì. ciò che si andrà a fare poi. Non è una serie pre-affaticante, è una serie preparatoria. Deve prepararti a livello neuromuscolare alla serie allenante. Solita serie da 8-12, 8-10, 8-12. Guardate queste, ragazzi. Guardate come non si scompone, non va in cifosi. Petti in fuori. Vede solo il tricipite che lo fa. Wow. Ah. Giù. Facciamo una serie completa, poi mezza ripetizione da massimo allungamento fino a metà, Ok. poi una ripetizione completa e mezza ripetizione da massimo accorciamento fino a metà. Quindi Ok. completa, mezza, solo che le mezze le alterni, una da massimo allungamento a metà e una da massimo accorciamento a metà. Ok. Molto interessante. Vai, vai. Ah. Ah.
su tutto. Giù. Giù. Una completa. Tricipiti li concludi così. No, ci sarebbe un'altra, una massimo 2 serie a una French. Ok, anche qua 8-10. Poi aumentiamo le ripetizioni. Immagino che abbassiamo un pochino il carico. Yes. Bella, bella, bella. Avanti. Il fronte è molto completo. Se devo dirti un punto debole, un po' una pecca, il back. Non perché tanto sia una pecca, ma perché è un po' più indietro rispetto è meno completo rispetto al frontale. Però una bella qualità muscolare, una bella rotondità, una bella inserzione. Porto a casa, ragazzi, metto in tasca, che qua adesso non ce l'ho, però porto a casa, cazzo. Grazie. Adesso vedrete un bodybuilder con la B maiuscola professionista. I'm bringing it back. Ok ragazzi, avete visto anche che ci siamo concessi un po' di pose in finale, però insomma con un atleta così io in primis lo volevo assolutamente vedere, quindi lo ringrazio sia per l'allenamento, Doro, come dicevo con lui, si avvicina veramente di più al mio stile di allenamento con un volume contenuto ma efficace allenante. Sì, sì. Io lo chiedo a tutti, lo chiedo anche a te, come mi hai visto in allenamento? Insomma le tue impressioni. Ti alleni bene, ti alleni intenso e si vede che la struttura dell'allenamento tuo è molto simile al mio, perché sei entrato subito nelle corde, quindi ti alleni bene, mi piace, sei molto in linea con quella che è la mia idea di effort e di qualità dell'allenamento. Super ragazzi, ne porto a casa tanti, questo è uno di quei pareri che veramente ne faccio davvero tanto tanto tesoro.
Ringrazio Andrea Grazie a te. per tutto davvero, mi ha fatto vivere una giornata che ricorderò sicuramente, allenarsi con atleti professionisti non è tutti i giorni e qua di fianco ho qualcuno che calcherà presto il palco più importante del mondo. Quindi gli faccio un super in bocca al lupo. Crepi. Usciranno presto i contenuti. Come dico sempre ragazzi, state connessi, sintonizzati, ne arriveranno altri di contenuti. Mettete like, condividete e iscrivetevi al canale. Alla prossima! Oh, we have great time.